Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Siamo nella sede della Croce Rossa di Pordenone in compagnia del presidente Giovanni Antonaglia, perché la Croce Rossa sicuramente è in prima linea per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi che scappano dalla guerra, che arrivano dall'Ucraina. E infatti Antonaglia in questura state facendo un grande lavoro, che è quello di questo primo screening sanitario. Intanto grazie per essere con noi questa sera, se ci racconta come stanno procedendo le vostre operazioni. Grazie, buonasera a tutti. Sì, noi stiamo facendo questo screening presso la questura degli ucraini che arrivano qui in provincia a Pordenone, vuoi per un controllo appunto delle persone che accedono, ma anche per una questione di sicurezza del personale della questura che poi deve operare. Abbiamo avuto questa attivazione dal prefetto di Pordenone e siamo partiti proprio dall'inizio di marzo e vengono controllate mediamente una cinquantina di persone, dalle 50 alle 60 persone. La maggior parte di queste persone sono donne e bambini. Ecco, le scene che si sono viste sicuramente così fanno male al cuore, perché si vedono veramente tanti bambini con le loro mamme, i papà naturalmente non ci sono perché sono rimasti a combattere in Ucraina, che scene si vedono? Sì, questa è la realtà, questo è quello che vediamo giornalmente, questi bambini che anche se cercano di giocare, come è giusto che faccia un bambino, però hanno uno sguardo, come già ho detto altre volte, molto triste, no? Uno sguardo perso. Voi provate un attimino un bambino di 5, 6, 7 anni che viene preso o catapultato in un altro habitat, il trauma che subisce questo bambino. Poi sapendo che sta fuggendo da un luogo dove magari ha lasciato il papà e che è in pericolo di vita. Si tratta in modo particolare di ricongiungimenti familiari, di fatto persone che hanno già un aggancio, ma non è sempre così. Sì. Una buona parte ha degli agganci qui, magari la conoscente, la parente che è già qui in Italia da parecchio tempo, loro ricoprono più che altro queste posizioni di badante, no? E quindi vengono ospitati, ma ci sono anche altri che invece arrivano qui proprio perché vogliono un luogo più sicuro. Sì, veniamo per quanto riguarda tutto il lavoro sanitario, lo screening di cui diceva prima che state facendo, ecco, che cosa emerge? Ci sono casi di positività, qual è la situazione? Noi abbiamo soltanto rilevato 2 casi di positività, uno qualche giorno fa, la scorsa settimana, un bambino di 8 anni e proprio è di oggi una signora, un'adulta che è risultata positiva, quindi su più di 400 persone controllate e questa è una percentuale molto bassa, per cui un'altra cosa che mi sento di sfatare, perché si sente molto parlare di questa bassissima percentuale di vaccinazioni in Ucraina, sono sicuro che tutti gli adulti sono vaccinati almeno con una seconda dose, alcuni anche con la terza dose. La fascia di età sono gli adolescenti, sino a 17 anni sono quelli che forse per scelta politica, non sono stati vaccinati in Ucraina. Ecco, qual è la situazione che la Croce Rossa deve fronteggiare anche sui nostri valichi, Tarvisio, Fernetti a Trieste, da lì c'è un grande ingresso di persone nella nostra regione, molte non si fermano qui, proseguono oltre, però da qui stanno entrando migliaia e migliaia di persone, ecco, anche i suoi colleghi che stanno operando in quei valichi, che cosa dicono? Ma io vivo un po' di riflesso, sono notizie frammentarie, so che Trieste ha una notevole mole di lavoro. Poi noi anche abbiamo vengono distaccati diciamo una volta a settimana, per adesso sono già andati per la seconda volta, dei volontari specializzati nel ricongiungimento familiare. Per cui nel momento in cui arrivano questi pullman loro hanno dei questionari ad hoc, li compilano e qualora poi vengono censiti, chiaramente se ci dovesse essere una richiesta di ricongiungimento abbiamo già dei dati di partenza.
Per quanto riguarda il lavoro che fa la Croce Rossa anche nei teatri di guerra, naturalmente in questo caso non è che siete impegnati voi, ma le chiedo, magari c'è la possibilità che qualcuno di voi parta e dia una mano anche verso i confini? Beh sì, certamente noi non andremo proprio nelle zone dove si combatte, però è prevista una colonna mobile della Protezione Civile che dovrebbe partire con un preavviso di 72 ore, sono già stati preallertati e noi siamo inseriti in questa colonna mobile con un assetto sanitario. Abbiamo un'ambulanza con un sanitario e 4 soccorritori. In caso li siete pronti, perché insomma la chiamata potrebbe arrivare da un momento all'altro. Sì, il personale è già pronto, diciamo che è già caricato tutto perché dovremmo fornire anche l'ambulanza per questa colonna e quindi un'ambulanza che si recherà, non sappiamo bene ancora, ho sentito parlare della Slovacchia, ma comunque il personale e i mezzi e il materiale è già pronto. Sì, sicuramente in Slovacchia è impegnata proprio la nostra protezione civile nell'allestimento di questo campo di smistamento che dovrebbe cercare di dare una mano, e sicuramente anche il vostro lavoro sarà prezioso. Abbiamo visto sicuramente impegnati dal punto di vista sanitario, però anche nella prima accoglienza, nel dare dei viveri a queste persone. Ecco, voi state facendo un lavoro importante anche su questo fronte. Certo, no, insomma, i tempi in questura sono molto lunghi perché giustamente sono parecchie fasi, dall'effettuazione del tampone, la fotosegnalazione, il riconoscimento, la registrazione, per cui diciamo che queste persone sostano nell'area della questura mediamente dalle 8 di mattina sino a mezzogiorno e mezza per cui hanno necessità, specialmente anche i bambini, di mangiare qualcosa, quindi noi ci siamo organizzati, facciamo arrivare dei panini, mettiamo a disposizione dei succhi di frutta, dell'acqua e devo dire che anche la Protezione Civile sta dando un supporto in tal senso. Ecco, insomma, l'abbiamo citato prima, le storie, questo crocevia, insomma, in questura di queste storie che si intrecciano, di questi parenti che accolgono altri parenti in fuga. Noi ne abbiamo sentiti alcuni e ve li proponiamo in queste interviste. Vediamo. Victor, lei insomma vive qui in Italia, è riuscito a dare una mano a qualche parente? Siccome è arrivata la suocera di mamma di mia moglie, abbiamo fatto ospitalità per vivere da noi a Bruniera. Lei da quanto tempo vive qui? Da 17 anni che abbiamo fatto mutuo, comprato appartamento. Da dove viene la suocera? Da che parte dell'Ucraina? Noi viviamo vicino a Moldavia, si chiama Cernuzzi. Lì com'è la situazione? Cosa le ha detto la suocera? Niente, arrivati tanti profughi da Kiev che abbiamo ospitato in case nostre di là in Ucraina, però lei che vive lontano dal paese ha paura di vivere da sola e è arrivata qua. La terrete insomma fino alla fine dell'emergenza o lei vorrà poi ritornare? Vuole tornare, vuole morire in casa sua, diciamo, in nostra patria, però per adesso dobbiamo ospitare perché mamma, cosa puoi dire? Sono da 2007 in Italia, faccio rappresentante di alcune aziende di mobili. Allora sono venuti amici, parenti, sono venuti addirittura amici che già hanno passato la storia nel 2014, sono scappati da Donbass a Kiev per via della guerra e ora hanno detto che stanno sorpassando seconda esperienza nella sua vita, sempre guerra, insomma. Allora sono venuti amici con figli, adesso stanno arrivando altre 2 famiglie, parenti, la suocera, altre persone, 2 famiglie che devono venire a Pordenone. Quindi hanno conosciuto i bombardamenti di fatto? Allora hanno conosciuto i bombardamenti, addirittura viene una famiglia da Kharkiv dove hanno bombardato tutto quanto e sono scappati da lì, da Kharkiv. Ospitiamo noi, aiutiamo in quello che possiamo, offriamo la casa nostra, offriamo la casa in montagna, quello che possiamo, diamo cibo, diamo vestiti, abiti, tutto quanto, quello che possiamo insomma. Lei era in Ucraina quando è scoppiata la guerra? Allora sì, io ero il 24, ero con delle persone italiane, 3 lavoratori di un'azienda di coperture che stavano facendo i lavori e alle 5:26 mi ha chiamato il titolare dicendo che stavano vicino al poligono dove sono state 2 prime esplosioni. Dice: Alessandro, ma hai sentito 2 esplosioni? Ho detto no, ma scherzi, magari qualche esercizio militare, cose del genere.
e io non mi sono messo a dormire, alle 5:36 ho sentito che ero in centro a Kiev, ho sentito una forte esplosione e ho pensato basta, qua c'è la guerra. E niente, abbiamo preso la macchina, siamo andati subito via perché non c'era più né voli internazionali né niente, e siamo andati alla frontiera, insomma, con la Romania, basta. Insomma, queste erano le voci di cittadini ucraini che vivono da tempo qui a Pordenone e che hanno aperto le loro porte naturalmente per parenti, amici, per le tante persone che oggi sono in fuga. Al momento, diciamo, il flusso, Antonaglia, è gestibile, però c'è da attendersi, visto quelli che sono i sentori anche che arrivano dai teatri di guerra, che il numero possa aumentare di molto, che non ci sia più un'accoglienza così gestita da familiari, ma che si debba fare i conti. Sì, esatto. Se ci sarà e continuerà questa escalation del conflitto, sicuramente l'esodo sarà molto numeroso. Per cui dovremmo prepararci. Io ritengo che gli enti preposti già stiano studiando qualche soluzione nel caso in cui dovessero arrivare altre persone in numero consistente e che magari non hanno appoggi qui sul luogo, sul posto. Sì, in quel caso lì bisognerà trovare altre alternative, ne parliamo con il Presidente Antonaglia subito dopo la pubblicità, perché i profughi non sono solo quelli ucraini, ma ce ne sono anche degli altri di cui forse ogni tanto ci dimentichiamo. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo nella sede della Croce Rossa di Pordenone in compagnia del Presidente Giovanni Antonaglia. Insomma, abbiamo fatto un po' l'analisi nella prima parte di tutto il flusso dei profughi ucraini a cui insomma date sostegno sia a livello di viveri sia poi con lo screening sanitario. C'è una parte però di profughi, insomma con quelli avevamo fatto i conti tempo fa, soprattutto afghani e pakistani, e le chiedo insomma com'è la situazione di quei profughi. Ce ne sono ancora sul territorio, ne arrivano ancora, ce li siamo dimenticati? No, ce ne sono ancora, ne arrivano ancora, ma questo già è un progetto che era partito. Diciamo che la prefettura di Pordenone è stata la prima prefettura a organizzare una struttura del genere, dove far fare quarantena a questi immigrati che arrivano dalla rotta balcanica. Vengono ospitati in una struttura seguita da una cooperativa di Pordenone, e noi come Croce Rossa seguiamo solo ed esclusivamente l'aspetto sanitario, cioè noi preleviamo questa persona dalla questura, dalla caserma dei carabinieri, l'accompagniamo nella struttura, effettuiamo immediatamente il tampone e subito dopo viene effettuata anche una visita medica con la compilazione di una cartella clinica. Dopodiché abbiamo il compito 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio, di rilevare la saturazione e la temperatura corporea per controllare che tutto sia a posto. Qualora qualche ospite di questa struttura dovesse manifestare qualche dolore, qualche malanno, noi attiviamo il nostro medico, il quale si reca sul posto e vede il da farsi. Di che numeri parliamo? Ma la struttura non può ospitare più di una ventina di persone, però questo è il numero massimo al quale siamo arrivati. Attualmente siamo circa sulle 18-20 persone anche adesso. Quindi diciamo che il flusso da quel punto di vista lì si è in un certo senso fermato e attestato a questi numeri, o c'è da attendersi altri arrivi, o c'è un turnover, diciamo? C'è un turnover, perché adesso con le nuove disposizioni, diciamo, la quarantena non sono più i 14 giorni, sono appena 5 giorni, no? Quindi noi facciamo anche il tampone all'uscita. Quindi c'è un turnover, perché da quando è iniziato l'esodo degli ucraini, questo numero massimo di ospiti, diciamo, che si è alternato ma è sempre rimasto invariato. Sì, e queste persone poi una volta che escono dalla struttura dove vanno? Vengono, la prefettura li sistema, se hanno diritto chiaramente, in la cosiddetta accoglienza diffusa, no? Ci sono delle cooperative che operano in provincia e quindi vengono inseriti in queste cooperative. Lei teme che insomma il mix di queste due emergenze possa a un certo punto sovrapporsi e diventare ingestibile? No, non credo assolutamente, perché insomma credo che abbiamo dimostrato a tutti i livelli di saper affrontare qualsiasi tipo di emergenza, per cui non credo che la cosa ci possa preoccupare. Ecco,
Veniamo anche al fronte pandemia, perché non dobbiamo dimenticarci anche questo, purtroppo tra l'altro negli ultimi giorni i numeri sono in aumento e anche questo ha comportato purtroppo l'aggravio di situazioni economiche anche di persone pordenonesi, insomma italiani residenti qui da noi. Qual è la situazione in questo momento, insomma, e qual è il lavoro che state facendo, sempre con le borse, insomma, alimentari, tutto l'aiuto che state dando anche attraverso l'Emporio della Caritas, eccetera? Sì, il lavoro dello sportello sociale, quindi dei colloqui con le persone anche che si avvicinano per la prima volta qui da noi, è continuo. 2 volte a settimana cerchiamo di portare queste borse spesa ai nostri utenti. Abbiamo allargato un po' il raggio d'azione, arriviamo anche ad Aviano, Sacile già da tempo, arriviamo a Prata, per cui stiamo coprendo un po' tutto il nostro territorio di competenza con questo servizio. È un servizio che ci dà tantissima soddisfazione, che ci ripaga dei sacrifici che facciamo. Veramente i volontari sono entusiasti di effettuare questa tipologia di servizio. Ma parlando della pandemia non è solo quello che stiamo facendo, perché tornando al sanitario, noi dal 6 di dicembre stiamo gestendo l'hub vaccinale a Valle Noncello, struttura messa a disposizione da Confindustria che ci ha permesso di effettuare circa 46-47 mila vaccinazioni. Adesso i numeri dall'inizio di marzo chiaramente si sono ridotti, non apriamo tutti i giorni, apriamo soltanto il sabato, il fine settimana, e abbiamo cominciato anche a vaccinare con il nuovo vaccino, il Novavax. Abbiamo vaccinato circa un centinaio di persone, quindi queste sono persone che non avevano nessun tipo di vaccino, quindi si sono avvicinati fortunatamente, quindi altre 100 persone sono state vaccinate. Essendo un tipo anche di vaccino diverso, questo ha influito secondo lei nel convincere queste persone? È un vaccino insomma molto più simile all'antinfluenzale, per cui magari certe persone erano titubanti ad usare gli altri vaccini e con questo magari si sono avvicinate. No, questo è un vaccino sì che ha influito sul pensiero delle persone che prima dei cosiddetti non-vax, no? Dicevano non voglio questa tipologia di vaccino, quindi hanno accettato questo vaccino, anche se personalmente ritengo che ha avuto una sperimentazione molto molto minore rispetto agli altri tipi di vaccino che sono stati somministrati. Sì, però insomma se non altro insomma, qualcuno in più e naturalmente anche quei pochi sicuramente aiutano. Insomma, tante le iniziative della Croce Rossa, sicuramente una data importante per voi è quella dell'8 maggio e state immagino preparando delle iniziative anche per quest'anno, forse di più che negli ultimi anni dove insomma la pandemia aveva un po' bloccato tutto. Sì, l'8 maggio è la giornata internazionale della Croce Rossa, stiamo già lavorando, stiamo programmando un'attività che vogliamo rivolgere a tutta la comunità. Abbiamo chiesto al Comune l'utilizzo di un parco che è ancora in via di definizione, dove vorremmo schierare, disporre tutte le attività che la Croce Rossa, in particolare la Croce Rossa regionale, svolge, non dico giornalmente, ma quasi, dall'obiettivo emergenza, dall'obiettivo salute, dai principi e valori, dai soccorsi speciali che sono i cinofili e gli operatori del salvamento in acqua, dal nucleo, dalla squadra nucleare, biologica e chimica, perché abbiamo anche delle persone, dei volontari che hanno fatto dei corsi specifici e che riescono anche ad operare in queste situazioni. Speriamo che non serva, perché si sentono anche purtroppo quelle voci e quei timori. Ma io ritengo che prepararsi è sempre bene, no? Quindi uno è preparato e uno si augura anche che non succeda mai. E quindi in questa giornata noi vorremmo presentare a tutta la comunità e alle autorità appunto un quadro generale di tutto quello che la Croce Rossa fa. E è anche un'occasione, come abbiamo già fatto negli anni addietro, di effettuare un resoconto, no? Su tutte le attività che in particolare il Comitato di Pordenone ha svolto. Ecco, sicuramente importante, un'occasione anche per raccontare i tanti volontari, ricordiamo quali sono i numeri della famiglia Croce Rossa a livello regionale o a livello provinciale, insomma. Ma io posso dire che qui il Comitato di Pordenone al momento ha poco meno di 500 volontari. A livello regionale sinceramente il numero esatto non saprei dirlo, ma credo che viaggiamo intorno alle
3.000-3.500 volontari. Insomma. Non sono pochi e non siete pochi, insomma, anche grazie per tutto quello che state facendo, insomma, sul territorio, perché tra l'emergenza pandemia e tra la guerra, insomma, sicuramente la Croce Rossa ha giocato un ruolo fondamentale. Sì, certo. Il nostro Presidente ha lanciato durante una presentazione ovunque per chiunque, no? questo motto. Noi siamo dappertutto, laddove c'è sofferenza, c'è necessità, la Croce Rossa c'è, interviene e cerca di alleviare proprio tutte le tipologie di sofferenza. Senta, i giovani si avvicinano, insomma, tra di voi ci sono anche tanti volontari giovani. Sì. E sarà anche uno dei gazzebi che noi metteremo proprio l'8 maggio con le attività, alcune delle attività che loro svolgono di prevenzione, no? Anche lo stile di vita sano e così via. Quindi il bullismo, la prevenzione HIV, ci saranno dei giovani che presenteranno. È un'attività che già hanno fatto anche in piazza non molto tempo fa e che ha riscosso molto successo. Ecco, siamo quasi in chiusura, siamo partiti dalla guerra, chiudiamo di nuovo con la guerra. Se qualcuno volesse dare una mano, abbiamo sentito prima c'era la richiesta, medicinali, generi di conforto, poi anche il sindaco di Pordenone ha detto no, su questo fronte magari siamo già a posto, è meglio donare dei soldi, come si può fare? Ecco, chi volesse dare una mano anche attraverso la Croce Rossa, che cosa può fare qui sul territorio? Noi come Croce Rossa abbiamo avuto delle indicazioni ben precise dal nostro comitato nazionale. Quel numero insieme all'UNICEF dove c'è una raccolta fondi, quello è l'unica cosa che le persone possono fare, perché ritengo che sia giusto. Per quanto riguarda la realtà locale, noi nel momento in cui in questura rileviamo la presenza delle persone, nel nostro questionario ci sono anche le eventuali esigenze. Se ci viene rappresentato, come ci è stato rappresentato, l'esigenza di avere un qualcosa di particolare, noi abbiamo una ragazza che è all'8° mese, un'altra che è quasi al 6° mese. Io ho richiesto ad altre associazioni un supporto e loro si sono mobilitati e stanno comprando un corredino, il passeggino, perché sono cose che poi servono e che magari nessuno ci pensa, ma queste cose vanno anche acquistate e date loro. E poi se c'è qualche richiesta, come anche questo è successo, facciamo proprio delle cose mirate. Ci sono bambini di 8 anni, un maschietto di 8 anni, una femminuccia di 12 anni, se volete portare abbigliamento, portate abbigliamento per queste persone. Quindi raccogliamo e diamo subito, non accumuliamo nulla perché non vogliamo fare l'errore che è successo con il terremoto all'Aquila, dove abbiamo riempito i magazzini, poi alla fine abbiamo dovuto buttare moltissima roba, quindi non vogliamo fare lo stesso errore. Quindi sembra meglio magari fare una telefonata qui e chiedere di cosa c'è bisogno, in qualche modo coordinarsi per poter dare una mano. Sì. Grazie mille al Presidente Giovanni Antonaglia per essere stato con noi e grazie anche per il lavoro che fa la Croce Rossa sempre. Grazie a voi e buona serata a tutti. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è come sempre per domani sera. Grazie e arrivederci.